Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti al sesto appuntamento in stagione di calcio di rigore. In eccellenza mantiene la vetta la Fiariccione vincendo sul campo del Russi ma non molla l'Alfonsine. In promozione scatta al comando il Del Duca Ribelle ma il Pietracuta è la vera sorpresa. In prima categoria cadono le due ex capoliste Atletic Poggio e Novafetia, scatta in vetta il Real Miramare, invece in promozione marchigiana il Gabice ottiene la terza vittoria consecutiva. Olimpia Marzocca permettendo che deve recuperare ancora un match. Tantissimi servizi in questa serata, vi ricordo come sempre il numero per interagire in diretta, il 333 60 94 299, numero valido sia per la messaggistica tradizionale sia per il sistema di WhatsApp. Come sempre salutiamo anche Matteo Zampini che dirige la pagina Facebook Calcio di Rigore Official Rimini, la trovate ovviamente su Facebook, un saluto anche a lui, ma vado a presentare gli ospiti di questa serata. Parto come sempre dalla mia sinistra dove ritroviamo con piacere l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Diamo il benvenuto nei nostri studi al tecnico dell'Atletic Poggio Luigi Nicolini. Ciao, buonasera. Buonasera mister. E anche lui, la prima volta nei nostri studi, l'attaccante della Fiariccione Federico Passarino. Buonasera a tutti. Ciao Federico, grazie a te. E infine, anche lui, la prima volta qui da noi, il centrocampista Luca Cicchetti della Polisportiva Stella. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, iniziamo da te Luca, gol al 94esimo ieri e davvero una Polisportiva Stella che continua a sorprendere, quinto posto in classifica. Sì, siamo una squadra che è molto unita, ci alleniamo sempre con molta voglia e i risultati stanno venendo da sé. E tu Federico invece per quanto riguarda il campionato d'eccellenza continui a segnare, sei andato anche ieri in gol contro i russi, un campo difficilissimo. Sì, infatti io non sono abituato a questi campi, è stata veramente una partita difficile, per fortuna l'abbiamo indirizzata verso i nostri altri 3 punti, però non mi aspettavo una reazione dei russi nel secondo tempo così. E dopo vedremo tra l'altro il servizio, mi hai anticipato quando parleremo per l'appunto d'eccellenza. Mister Nicolini, dicevo prima, benvenuto nei nostri studi, questo Atletico che sta un po' sorprendendo tutti perché siete partiti fortissimi, 9 punti nelle prime 3 giornate, ieri il primo stop in stagione purtroppo. È successo, speravamo non succedesse, però sono l'unico che alla fine ho perso ieri fra gli ospiti. Magari. Però insomma abbiamo provato a rimetterci in gioco nel secondo tempo, non ce l'abbiamo fatta, comunque ci riproveremo da domenica prossima. Allora mister, io ho pensato questo, siccome che già quest'estate parlando anche con l'amico Renzo Baldisseri e anche con il collega Riccardo Giannini, avevo puntato l'occhio sulla vostra squadra e consentimi di dirlo, ho rotto anche un po' le scatole al vostro ufficio stampa pur di avere un vostro tesserato. Conosco bene Wilmer Lapenta, ho visto che siete comunque una grande famiglia lì a Poggio Berni e voglio farvi appunto questo regalo. Andiamo a scoprire il primo servizio di questa serata, il focus dedicato per l'appunto all'Atletic Poggio, il servizio. Sempre più spesso negli ultimi tempi associazioni e società sportive dilettantistiche lamentano difficoltà di gestione, nonché problemi di liquidità dovuti talvolta a ridursi del numero di associati o a difficoltà nel reperire sponsorizzatori. Tali problemi, uniti ai sempre più elevati costi di gestione, hanno portato le stesse a meditare decisioni drastiche di cessazione dell'attività a fine stagione sportiva. Per ovviare a tali problemi ed evitare di chiudere i battenti, soluzione quest'ultima molto dolorosa, perché di norma un'associazione sportiva può ben essere considerata un pezzo di cuore degli associati che l'hanno fondata e vista crescere, è il tentativo di aggregazione tra associazioni per unire così le forze, individuando forme di sinergie territoriali che salvaguardino la presenza delle realtà sportive locali. Lo strumento per eccellenza che permette di raggiungere questo scopo è ovviamente la fusione.
Athletic Falco e Poggio Berni, due compagini che arrivavano da una bella e difficile stagione. Chi vinceva il campionato di seconda categoria, chi invece si salvava nei play-out contro lo Spontriciolo, mantenendo la prima categoria. La fusione c'è stata tra due società sportive rappresentate da Wilma Penta e Fabio Camoli. I due amici quest'estate, pensando alla nuova stagione, hanno deciso di unire le proprie forze e mai come questa volta la canzone di Antonello Venditti per le sorti dei propri club è stata azzeccata. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Ci vorrebbe un amico si è trovato nel momento di diventare grandi, di fare il grande passo e di gestire al meglio anche un settore giovanile è divenuto una vera ricchezza. Poi la presenza di tante lady all'interno del club, unite alla saggezza dei rispettivi dirigenti e alle forze in campo di chi, prima dietro la scrivania e nel rettangolo di gioco, nella berretta di Sant'Arcangelo, abbiamo avuto modo di conoscere. Renzi e Manfroni sono soli due esempi, uniti alla classe e all'estero dell'ex Pietracuta Tazzibavia, solo per citarne alcuni, e panchina affidata al trainer Nicolini, uno che sa il fatto suo. Ora sì che i falchetti possono prendere il loro volo in piena libertà, partendo e tornando ogni santa domenica alla propria casa che vige nel quartiere di Canonica. Allora, c'è stata una fusione importante quest'estate, mister, e davvero io adesso l'ho messa a mo' di battuta tra due amici, ma la verità dei fatti è proprio questa. Che tipo di ambiente adesso si respira lì da voi? Allora, l'ambiente devo dire che è ottimo, nel senso che ci sono sia tecnici, lo staff tecnico, perché poi sono stati già fatti il nome, il preparatore atletico, anche l'allenatore in secondo, Luca Santi, insomma c'è il direttore sportivo, sono molto presenti, ma sono molto presenti in tutta la dirigenza. Ho visto che quando andate anche in trasferta si muovono tantissimo, tutti quanti. Sì, poi siamo riconoscibili perché sono tutti arancioni. Siamo tutti però veramente siamo seguiti e quindi penso che sia di stimolo sia al tecnico che sono io, ma che sia di stimolo anche per tutti i ragazzi che fanno parte della rosa. Quindi per adesso non posso dire assolutamente nulla, insomma. Io intanto mister ringrazio anche il vostro fotografo perché ho prelevato le immagini dalla pagina Facebook ufficiale, ma soprattutto bellissime foto preziose e d'aiuto per questo servizio. Si chiama il fotografo Pino, grazie ancora, grazie ancora. Allora Giacomo, arriviamo a te perché adesso ci concentriamo su risultati e classifica del campionato d'eccellenza e poi andremo anche sul nostro Federico. Partiamo appunto con i risultati grazie al contributo della regia di Stefano Papini. Questi risultati: Argentana Real San Lazzaro 2-0, Castrocaro Cervia 2-3, Faenza Corticella 0-0, Gran Amica Alfonsine 1-2, Massa Lombarda Marignanese 1-0, Russi Fiariccione 1-2, San Pietro in Vincoli Diegaro 2-2, San Paimola Classe 0-1, Savignanese Progresso 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Puntualmente arriva al primo posto la Fiariccione a quota 15, segue l'Alfonsina a quota 13 insieme al Classe sempre a quota 13, Corticella e Cervia 12 punti, Faenza 10, Gran Amica, Diegaro 9 punti, Progresso 8, San Pietro in Vincoli, Savignanese, Massa Lombarda, San Pimola 7 punti, Castrocaro, Russi, Argentana 5, Marignanese 1, Real San Lazzaro meno 1. Ebbene, rientriamo in studio, Federico ci ha già detto qualcosa in merito alla partita di ieri, noi adesso la andiamo a vedere per poi analizzarla con lui, ovvero stiamo parlando della capolista, vittoria in esterna per la Fiariccione sul campo del Russi, servizio. Russi Fiariccione, un duello tra i due allenatori Mosconi e Leppi. La Mosca non riesce ad appoggiarsi sulla Leppi che continua a scappare in classifica senza che nessuno osi fermarla e così vola la Fiariccione più in alto del proprio nemico, seppur si affidi alla guida tecnica chiamata per l'appunto Mosconi, e che la Fia voli si vede fin dalle prime battute, pronti via e subito Casadio viene chiamato al miracolo. Tiro ribattuto, purtroppo per lui, sul sempre velenoso, presente e pronto Federico Passarino. Per lui un gioco da ragazzi, infilare il pallone del vantaggio in fondo al sacco. Il Russi risponde con questo appoggio al di fuori dell'area di rigore di Gualandi per Grimellini, la cui conclusione viene bloccata senza problemi da Morri. Problemi per Morri che arriveranno qualche attimo dopo, incursione al limite dell'area di rigore per Magari, i Falchetti vorrebbero i penalty, per l'arbitro si tratta di punizione. Alla battuta va l'incaricato di turno, Ricci fra Battista, che sono la prima batteria in area avversaria, ma Morri respinge. Purtroppo per lui sui piedi Grimellini, ma il portiere si supera respingendo il primo tentativo e poi anche il secondo, monumentale. Dalla parte opposta la Fia non si fa pregare, discesa di Cazzini, entrata in area avversa e pallone infilato alle spalle di Casadio per il più classico dei contropiedi e per la più classica delle regole. Gol sbagliato, gol incassato, 2-0 ospite.
Grimellini dalla parte opposta si dà un grande affare, sportellato con la retaguardia avversaria, ma nessun compagno a ricevere palla. Da calcio piazzato ci prova Leoni, Mori respinge, poi conseguente salvataggio sulla linea da parte di un difensore ospite. Lato opposto, calcio piazzato per la FIA, Casadio respinge e le squadre vanno a riposo sul 2-0. L'inizio di ripresa è simile al primo, ma su versanti opposti Grimellini lanciato a rete viene tradito da un rimbalzo consegnando la sfera tra i guantoni di Mori. Dall'angolo benvenuti da un calcio, anzi un colpo di testa, alla sfortuna riaprendo i giochi, dimezzando lo svantaggio e dando ancora una speranza ai falchetti che ora vedono accendersi il semaforo verde. Ma a fermare la partenza degli uomini di casa ci pensa il segnale rosso dei guardalinee quando annulla questo gol a Grimellini, realizzato sempre di testa su suggerimento da calcio piazzato. Proteste riservane per una posizione di offside dell'attaccante. Il Russi rifiata, esce alla distanza alla FIA con questo traversone di sottile ribattuto fuori aria, sfera raccolta da Cangini che spara tra le braccia di Casadio. L'estremo di casa deve ripetersi quando sempre dalla destra arriva un altro traversone evitante per gli attaccanti ospiti. Ad opera sempre di sottile, ma Casadio è provvidenziale sia sul colpo di testa ravvicinato sia sulla ribattuta. I centimetri di Grimellini fanno sempre comodo, ma in questo caso non inquadra il bersaglio, mentre da centrocampo Contarini cerca l'Eurogol, palla che si stampa sulla traversa. Nel finale viene espulso per doppia ammonizione l'ex difensore del Rimini Giacomo Nanni. FIA in 10, ma il risultato non cambierà, con i riccionesi che si impongono in esterna per 2-1. Voi due la stavate commentando, ma che tiro ha fatto da centrocampo Federico? È stato, diciamo, un fulmine a ciel sereno quel tiro. Io infatti non sono neanche andato sul pallone perché pensavo, ero sicuro che entrasse, perché Sera ci abitua anche in allenamento di certi gol, diciamo. Senti, quindi non è un caso? No, non è un caso, il piede ce l'ha. Ce l'ha. Senti, l'anno scorso giocavi nella Vissimisano, io ti ho ammirato lì dal vivo nelle due partite che avete avuto modo di giocare contro il Nova Feltria. Il salto dalla prima categoria all'eccellenza per te è stato, immagino, grande. Come ti stai trovando in questo campionato e che tipo di campionato è, dato che tutti gli esterni dicono che non c'è una vera ammazzagrandi? No, infatti quello che mi sorprende, quello che mi sorprendeva l'anno scorso è che c'erano comunque due squadre che facevano un campionato a parte, e mentre ero alla Vissimisano mi informavo anche sul campionato d'eccellenza, mentre quest'anno, da quello che si può vedere, è un campionato abbastanza equilibrato, infatti speriamo di mantenere, diciamo, un ritmo costante. Ecco, infatti mi dici, speriamo di mantenere un ritmo costante. Ci credi davvero, perché questo l'ho fatto anche ai tuoi colleghi, che la Fiariccione possa arrivare fino in fondo? Siete solamente una sorpresa o pensi davvero che, vedendo che ti alleni ogni giorno con i tuoi compagni, potete davvero spiccare il volo? Diciamo che il gruppo è compatto, coeso e ci divertiamo ogni allenamento, si sta bene proprio tra di noi e quindi secondo me questa è un'arma che alla lunga può pagare. Il discorso è che comunque un campionato riserva sempre qualche trappola e qualcosa che, diciamo, possa rimettere in gioco un po' tutto. Però diciamo che spero innanzitutto di salvarci il prima possibile, certo, e poi tutto quello che viene dopo è tutto guadagnato. Allora ti stuzzico, l'obiettivo tuo personale come bomber che ti sei dato in numero di gol? All'inizio era doppia cifra, quindi prima riesco a raggiungere questo obiettivo, e prima si stappa lo champagne allo spogliatoio. Meglio è, ma più che altro non per me, finché si portano dei punti importanti alla Fiariccione, diciamo che è quello il mio scopo, il mio unico scopo. Poi i risultati personali vengono messi in secondo piano. Ebbene, allora ti faccio conoscere altre due compagini di questo campionato, andiamo a vedere la sfida che riguarda da vicino San Pietro in Vincoli e Diegoro, il servizio. San Pietro e Diegoro tornano a sfidarsi nel campionato d'eccellenza dopo che le due squadre si erano affrontate nella scorsa stagione nel torneo di promozione. Chi tramite il ripescaggio, chi tramite promozione acquisita sul campo. Fatto sta che le due compagini danno vita a una vincente partita. Si parte subito con una palla malamente persa dalla retaguardia ospite, Comigliaccio, che risulta essere poco lesto e poco preciso sotto misura. Dalla bandierina, 2 giri di lancette più tardi, arriva la deviazione di testa di Guerra, ma Caponcelli devia nuovamente in corner. Il San Pietro continua a fare la voce grossa, botta di Giordumi, bravissimo Zollo nella risposta che alza la sfera sopra la traversa. L'estremo ospite però deve arrendersi al 14° quando da corner di Baldinotti Bertoni per ben 2 volte respinge la palla verso lo specchio della porta di testa, trovando il gol al secondo tentativo. Dalla parte opposta il gran tiro di Barducci dà l'illusione del gol, ma la sfera termina al lato. Diegoro che però perviene al pareggio al 34°, corner di Balducci, colpo di testa di Zavalloni che colpisce prima il palo, poi entra in rete. 1-1 e ristabilita la parità. Ancora Diegoro in avanti, gran tiro di Berardi che con Tignoli devia alto, ma dalla bandierina parte l'azione del sorpasso. Tiro dalla 3/4 d'opera di Lombardini che inganna l'estremo di casa portando il Diegoro in vantaggio. Squadra a riposo sul risultato di 2-1 per la formazione ospite.
Gli ospiti nella ripresa continuano la loro pressione e Casadei non inquadra il bersaglio, mentre Migliaccio giostra bene il pallone e aspetta l'avanzamento dei compagni, ma al momento del tiro cross nessuno dei suoi è pronto alla deviazione vincente. Dicono che allora attua la tattica del contropiede, serie di finte con Barducci che da posizione defilata centra il pallo esterno, ma il gol è nell'area, solo che arriva dai padroni di casa con una punizione di Migliaccio concretizzata in porta dal colpo di testa vincente di Guerra per il 2-2. Il San Pietro si esalta, gran tiro dalla distanza di Piaschini che non incide come vorrebbe prima che Baldinotti serva a Genuario con quest'ultimo che sfiora questa volta la marcatura. Nel finale Migliaccio cade in area di rigore, Vitali accarezza quest'ultimo, l'arbitro prosegue per la regola del vantaggio, ma le proteste dell'attaccante sono continue e così viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco, con San Pietro e Diegaro che terminano la propria sfida sul risultato di parità. Dunque 2-2, tra l'altro ti ho dato modo di vedere i tuoi prossimi avversari che saranno appunto allo stadio di Riccioni, San Pietro in Vincoli. Che ti sei fatto un po'? È una squadra che comunque non molla, anche se è passata in svantaggio è riuscita a rimettere diciamo, in sesto il risultato e vediamo domenica diciamo che devono venire a casa nostra, quindi hai il fattore dalla parte il fattore casa ci sta. Dalla nostra. Allora tu adesso Federico devi dirmi se Giacomo può passare l'esame, senti che domande gli faccio, senti che risposte mi fa. Analizziamo bene questo campionato perché lui ti ha dato già degli input. La Marignanese penultimo posto in classifica, vabbè tanti giovani però non si può andare avanti così. No, sicuramente, è un po' sulla falsariga dell'anno scorso, dopo c'è stato questo cambio del mister e cambiata la storia l'anno scorso, chissà se mister Illy anche lui è in bilico, perché a questo punto, visto come è finito l'anno scorso, non si sa mai. Invece San Viglianese e Progresso non riescono mai a dare una svolta alla propria classifica, anche ieri si sono annullate entrambe. 1-1. Sì, sono due delle squadre che partivano come favorite e per il momento non stanno dimostrando il loro valore. Bisogna vedere cosa manca. Nella scorsa puntata avevamo parlato con mister De Falco, lui diceva che l'attacco della Savignanese doveva ancora essere schierato. Probabilmente questo è vero perché si vede che non sta realizzando e non sta concretizzando il loro gioco. Continua a sorprendere il Cervi a colpo esterno in casa del Castrocaro. Sì, è una delle sorprese, non è l'unica, perché a mio avviso Cervi e Corticella che l'anno scorso si sono salvati ai play-out stanno facendo un inizio di campionato veramente eccezionale. Soprattutto il Cervia perché ha un attacco che veramente sta facendo dei grandi numeri, 14 gol come la Fiariccione, solo che deve aggiustare un po' la difesa. A differenza della Fiariccione, 5 gol subiti contro 10, si vede. C'è qualcosa da rivedere. Federico, lo promuoviamo? Sì, che voto gli diamo? No, stai basso. Un bel 7,5-8. No, adesso si monta la testa. No, io so. Un'analisi corretta, Guarda, andiamo a vedere il prossimo turno proprio con il nostro Stefano Papini per quanto riguarda il campionato d'eccellenza, così dopo ci spostiamo anche in promozione Romagna. Alfonsine Progresso, Cervia Granamica, classe argentana, Corticella San Pimola, Diegaro Faenza, Fiariccione San Pietro, questa è la partita che riguarda da vicino il nostro Federico, Marignanese Russi, altra partita che seguiremo, Massa Lombarda, Savignanese, Real San Lazzaro, Castrocaro. Ebbene, dall'eccellenza adesso ci spostiamo in promozione, andiamo a vedere anche quello che è successo ieri nell'ultimo turno giocato. Dicevo prima nel lancio di inizio trasmissione, sorprende in modo positivo il Pietracuta. Allora Stefano, andiamo a vedere i risultati e la classifica di questo campionato che sta diventando davvero molto bello, Bellaria a parte con il nostro Giacomo che è costretto a vedere ancora una volta una sconfitta. Bellaria Giamarina Reno 0-3, Calcio Cotignole Giamarina 2-0, Giovane Cattolica Gambetto, andiamo a vedere tra poco il servizio 1-1, Reda Stella San Giovanni, questa è la partita che riguarda da vicino il nostro Luca, 0-1, Ronco Edoes San Pierana 0-1, Savanna Pietracuta 1-3, Savio Football Cava 3-1, Torconca Gatteo, importante vittoria di Torconca per 3-2, Tropical Coriano Del Duca Ribelle, qui grande risultato del Duca 1-3. Andiamo a vedere la classifica. Del Duca a comando a quota 13, segue Cotignola e il Pietracuta a quota 12, Torconca, Stella San Giovanni 11, Giovane Cattolica, Ronco Edwards, Tropical Coriano 10, Reno 10, Gambettola 9, San Pierana, Football Cava 7, Reda, Gatteo, Savio e Giamarina 6 punti, Savanna 4, Bellaria e Giamarina 0 punti. Ebbene, rientriamo in studio, abbiamo già sentito prima il nostro Luca, ma prima appunto di commentare questo campionato con lui andiamo a vedere il primo servizio della serata, riguardate questa categoria, Bellaria Reno.
Il Bellaria arriva quantomeno alla conclusione. Dei piccoli segnali di risveglio da parte della formazione adriatica allenata da Mugelese e Zanini stanno arrivando. A piccoli passi il Bellaria sta cercando di toglierci quell'etichetta scomoda di ultima della classe. Sembrerebbe essere la giornata giusta quando al terzo Matteoni va alla conclusione neutralizzata da Salvemini. Il Reno tuttavia non rimane a guardare dando un cenno di risposta con questo colpo di testa. Dopo una ventina di minuti il Bellaria si espone nuovamente in avanti con un'azione pericolosa propiziata da Esposito. Lo stesso Esposito 3 minuti più tardi manda il tiro Caporali senza trovar fortuna. Ancora padroni di casa in avanti con Mariotti, il cui tiro non reca problemi a Salvemini. Nel finale di prima frazione beffa per i padroni di casa, qui viene fischiato contro un penalty. Dagli 11 metri Rispoli ringrazia non facendosi scappare la possibilità del vantaggio. Trovato il vantaggio, gli ospiti partono con carica maggiore nella ripresa, già al primo arriva il tiro di Bonavoglia che termina a lato. Bellaria in avanti con un colpo di testa di Ferrario, cambia mezzo ma non stile Pugliese, il cui tiro viene ribattuto da Salvemini. Nel momento migliore adriatico il Reno infligge il castigo, Savelli buca per la seconda volta la porta difesa da Trezza portando i suoi sul doppio vantaggio. Alla mezz'ora il Bellaria cerca quantomeno la rete della bandiera, una punizione di pari viene deviata in corner, mentre Matteoni poco dopo spara alto. Il Reno sfrutta l'arma del contropiede rendendosi per ben 2 volte pericoloso. Prima Cacchi si lascia neutralizzare da Trezza, poi ancora una volta la conclusione di quest'ultimo viene per ben 2 volte respinta. Il tris però viene rinviato di soli 60 secondi. Al 40esimo a siglare il terzo e ultimo gol è Savelli. Nel finale sussulto bellariese con Mariotti, il cui tiro viene deviato in corner. E infine Matteoni, il quale viene fermato dall'uscita tempestiva di Salvemini. 0-3 e chi lo spiega ora Saulo Nicolini, presidente in primis, poi allenatore e poi artefice di questa disastrosa stagione, almeno in avvio. Ai posteri la sentenza. Ma ieri in panchina c'era Nicolini. C'era Nicolini, erano tutti e due, sia Zanini che Mugellesi squalificati. Allora preparati che puoi andare anche tu domenica prossima in panchina per il Bellaria. Ti candidi. Allora Luca, arriviamo a te, Luca Cicchetti, che ringrazio per essere qui tra noi questa sera. Dicevo, Polisportiva Stella è un'importante realtà. Stavo guardando adesso proprio i numeri sotto mano. 7 gol fatti e 6 subiti. Segnati diciamo col contagocce, però subite tanto. Come mai? Subiamo tanto... È vero, però siamo una squadra molto compatta, siamo tutti comunque ragazzi, ci mettiamo tutto l'impegno possibile e comunque davanti i gol arrivano da molti giocatori, non c'è un vero bomber nella nostra squadra, siamo tutti molto, cioè vogliamo segnare tutti. Ecco, perché l'anno scorso ricordiamo che giocava lì davanti Vukai che è passato al Tropical Coreano. Questa è un'assenza che voi, diciamo, ai vostri tifosi state cercando in tutti i modi di non far sentire, perché se mi dici che segnate tutti, forse anche il lavoro del vostro mister è stato quello quest'anno, mandare più giocatori possibili in rete. Il mister è molto bravo, ma siamo stati bravi anche noi in sto via di stagione e speriamo di continuare ad esserlo. Vukai, ci abbiamo giocato domenica scorsa, è un gran giocatore, ha delle giocate importanti, diciamo, può essere un top player della categoria. Senti, ma c'è Giacomo che ti ascolta, un po' il Bellaria non ti manca? Bellaria sono stati 5 begli anni per essere, però io vivo la Stella in questo momento perché è una famiglia per me, mi trovo veramente molto bene. E Giacomo per me non è una famiglia, te lo dico, quindi puoi dire tutto quello che vuoi. Dai che sto scherzando. Andiamo a vedere adesso Cattolica Gambettola, secondo servizio di serata di questa categoria. Le Cattolica debutto assoluto per l'ex Sampierana Mirko Giorgi, avversario di turno in Gambettola, sfida affascinante per 2 grandi bomber, da una parte Pasolini e dall'altra Angeli. Proprio Giorgi riabbracciano i Cattolica l'attaccante ex Sampierana. Partita bella e vincente fin dalle prime battute di gioco, Leoni dalla destra serve al centro per Battistini che riesce a coordinarsi, cosa non facile, ma alza la mira. Ospiti che cercano il colpo da calcio piazzato, ma Braccini viene murato in corner. Dalla parte opposta avviene il tiro della bandierina con Angeli che cerca la volée senza trovare il bersaglio. Il momento positivo del Gambettola prosegue, ma in questo caso Mazzoli si aiuta come può intervenendo sul passito. Episodio da Moviola. Va nelle proteste ospiti, il Cattolica si affaccia sull'altro lato ma la mira non è delle migliori, mentre il Gambettola viene premiato quando Angeli scatta sul fio del fuorigioco e dopo essere entrato in area di rigore si accentra infilando il colpevole Andreani. Per l'ex Berretti del Sant'Arcangelo e della Marignanese nulla da fare, gioia meritata per il numero 9 ospite. Nella ripresa il Cattolica parte subito forte, Pasolini di testa manda alto, ma il gol è nell'aria. Arriva da un'azione manovrata, serie di passaggi, pallone addomesticato dalla rete giallorosso e gran tiro che non lascia scampo a Morelli. Ristabilita la parità in campo e supporters giallorossi a questo punto in delirio.
Si aprono i varchi, partita ancora più emozionante con Leoni che viene ammonito per poi essere mandato per continue proteste anzitempo sotto la doccia. In contropiede con spazi aperti il Cattolica esprime il miglior calcio, ma qui gli uomini di Giorgi superano una ghiotta occasione. Dalla bandierina, ennesimo pallone gettato in mezzo all'area, lo raccoglie Pasolini che da posizione defilata centra l'esterno della rete. A questo punto dalla metà campo parte la pazza palombella con Morelli costretto a ripiegare sulla linea di porta ad evitare il peggio. Pallone deviato sopra la traversa. Dall'angolo Casorla reca il pallone sulla testa di Cuomo che mette a dura prova i riflessi di Morelli che 2 giri di lancette più tardi risulta offuscato nella visuale trattenendo i 2 tempi, una conclusione dei Brighi non certamente irresistibile. Il finale è ancora di marca giallo-rossa, Raimondi mette al lato ma l'azione più bella arriva poco dopo, traversone di Angelelli per la testa di Pasolini che centra il palo esterno con Morolli battuto. Da calcio piazzato Delia viene murato in corner, dalla bandierina Cuomi stacca di testa ma D'Artri salva sulla linea di porta. Mentre Raimondi all'ultimo respiro cerca il colpaccio ma la mira è fuori misura. Un punto per parte che forse accontenta ambedue le compagini, meglio il Gambettola nel primo tempo, decisamente meglio il Cattolica nella ripresa. Allora Giacomo, iniziamo ad analizzare questo campionato con te. Sicuramente il Pietracuta merita il nostro applauso perché ieri ha vinto anche sul campo del Savana per 3-1, secondo posto in classifica insieme al Cotignola. Forse le 2 vere sorprese di questo campionato. Hai ragione, effettivamente sono le 2 vere sorprese, sono ancora imbattute, quindi il Cotignola arriva addirittura da 3 vittorie le ultime 3 gare, quindi veramente queste 2 squadre stanno sorprendendo tutti e infatti sono ai vertici di questa classifica. Tu l'hai già visto riprendendo per noi appunto il Bellaria del De Duca Ribelle, che idea ti sei fatto, e ti chiedo, dato che già l'hai affrontato, anche del Tolconca perché zitta zitta al 4° posto in classifica. Allora, io di quelle squadre che ho visto che hanno affrontato il Bellaria, come ho detto già settimana scorsa, quella che mi aveva più impressionato è il Tropica Coriano. Però il calcio del Duca era una di quelle squadre che ero curioso di vedere e di affrontare, perché arrivano da una fusione con la Ribelle, quindi una squadra importante, mi ha fatto una buona impressione, anche se contro il Bellaria non ha espresso il miglior calcio. Il Torconca che ho visto io, una squadra quadrata e sicuramente potrà lottare per i play-off. Luca, quanto è tosto questo campionato? Molto, è un campionato molto equilibrato, diciamo che siamo tutte squadre che hanno fatto più o meno gli stessi punti, la classifica è molto corta, però si vedrà alla lunga chi è la squadra migliore in sto campionato. Mister, invece a te ti chiedo quanto è importante avere soprattutto dei giovani in queste categorie che possano farti fare il salto di qualità. Vediamo anche delle realtà piccoline che comunque si trovano per la prima volta ad affrontare campionati tosti come quello di promozione. I giovani penso che poi in promozione, che ne devi mettere in campo 3 mi sembra, ti possano fare la differenza, quindi nella rosa sicuramente ne devi avere almeno 6 che siano all'altezza della categoria, perché sennò diventano problemi. Sono 3 undicesime, non è poca roba. Infatti. Allora io direi con il nostro Stefano Pappini di andare a vedere il prossimo turno con gare interessanti. Tu Giacomo dove sarai? Sarai sicuramente a riprendere i Bellari, immagino già. Sì, a Gambetto. Football Cava Torconca, Gambetto la Bellari e Giamarina, Gatteo Giovane Cattolica, altra bella sfida, Giamarina Ronco Edwards, Pietracuta Calcio Cotignola, qui seconda contro terza in classifica, Igea Marina, l'abbiamo già detto, Reda Tropical Coriano, Reno del Duca Ribelle, San Pierana Savio Calcio e Stella Savanna. Questa è la sfida che riguarda vicino il nostro Luca. Ebbene, noi ci fermiamo per alcuni minuti dando la linea alla pubblicità, ritorniamo poi promozione marchigiana e prima categoria Romagna. Pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta.
Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'happy hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64. Info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusaroul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusaroul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusaroul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e a 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Mettiamo in studio, prima di leggere i risultati e classifica della promozione marchigiana. Luca, ma che gol hai fatto ieri? Raccontacelo un po', perché mi stai dicendo pallone all'incrocio. Dove è finito sto pallone, insomma? Un tiro dal limite dell'area di prima, è finito proprio all'incrocio, dai. Sono felice di aver fatto questo gol, la squadra se lo meritava, me lo meritavo anch'io dopo l'infortunio e tutto. Sarà ancora più felice Giacomo, perché a Bellare non segnavi mai, sei andato via e hai fatto subito gol. Va bene, ti faccio ancora i complimenti Luca. Andiamo a vedere con il nostro Stefano Papini risultati e classifiche dopo l'ultimo turno del campionato di promozione marchigiana. Cantiano Calcio Camerino 2-0, Gabice Gradara Laurentina 2-1, tra poco vedremo il servizio. Nuova Real Metauro Porto Recanati 2-2, Olimpia Marzocca Mondolfo rinviata, Osimana Senigallia 1-1, Sassoferrato Passatempese 0-0, Valfoglia Filotranese 0-1, Villa Musone Mole Valesina 1-1.
1-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Ricordiamo che l'Olimpia Marzocca deve recuperare una partita come lo stesso Mondolfo e quindi guida il campionato di Gabice Gradara, quota 9, Filotranese 7, Olimpia Marzocca, Camerino, Villamusone 6, Mondolfo, Portorecanati, Sassoferrato e Cantiano Calcio, Noa Real Metaolo e Senigallia 4 punti, Laurentina 3, Usimanna 2, Passatempese 1, Moie, Vallesina e Valfoglia 0 punti. Adesso andiamo a vedere il servizio curato dalla nostra Veronica Lisotti per appunto la partita che riguarda vicino i colori rosso-blu del Gabice Gradara Calcio, ovvero Gabice Gradara Calcio Laurentina. 3 su 3 per il Gabice Gradara che al Maggi vince di misura non senza patemi al cospetto della Laurentina e buona in solitaria a più 9 in vetta. Avvio buono ma poi flessione per i locali con i giallorossi che vendono cara alla pelle a più riprese. Un calo di concentrazione per il rossoblu che non deve accadere, come spiega il tecnico Roberto Barattini. Siamo partiti bene, come dovevamo partire e come ci siamo preparati. 10 minuti fatti bene e poi dopo è venuto fuori il San Lorenzo, che comunque gli faccio i complimenti perché è una squadra di giovani, molti giovani in campo, e hanno fatto un'onestissima partita e avrebbero potuto meritare anche il pareggio. Mentre gli adriatici reclamano per questa uscita di Callimaci non visionata dal direttore di gara, gli ospiti cercano la via del gol e la trovano al 18° con Caprini che porta in vantaggio la Laurentina. Ospiti in agguato sul finale di prima frazione, ma è nella ripresa che il Gabice Gradara si scuote. Al 5° minuto punizione di Muratori per l'accorrente Marchetti, contatto in area ma non si ravvisano irregolarità. All'8° ancora rosso-blu con Ferrani, servito Marchetti, smorzato il suo tiro. All'11° la Laurentina Luce Palazzi ci mette i guanti, poi Grassi di testa a liberare. Gabice Gradara ancora pericoloso al 12° con Muratori, conclusione sul primo palo che crea grattacapi a Callimaci. Il buon momento dei rossoblu si concretizza al 18°, Muratori al contagiri per l'incornata di Rossi che vale l'1-1. L'attaccante locale rompe così il digiuno a raccontarci la sua rete, lo stesso numero 9. Ho una palla bellissima messa da Muratori. E allora sono andato a incornare di testa dal limite dell'area piccola. C'è un momento per tutto, ecco, e oggi era il momento di fare gol. Sono tornato al gol, sono contento e speriamo di proseguire così. È un finale griffato Gabice Gradara, il fallo su Muratori lanciato a rete, vale il calcio piazzato di Grassi che magistralmente trasforma, centro che vale 3 punti. Le parole del centrocampista oggi impiegato anche come difensore. E dopo i primi minuti che eravamo partiti molto bene, abbiamo preso un gol su fallo laterale, quindi ribaltare le partite non è mai facile. Poi complice anche l'infortunio di Facondini, però siamo stati molto bravi. Dedico a tutti i miei compagni perché ci impegniamo molto in settimana e a tutta la società con l'augurio di continuare così. Retroguardia attenti al reparto offensivo che prova a sparare diverse cartucce, quello rosso-blu. Al 41° Muratori viene murato dalla difesa giallorossa, poi Rossi sbaglia mira e a chiudere il neoentrato Zanaboni vede le spalle della dea bendata. Al Maggi Gabice Gradara batte Laurentina 2-1. Allora, io penso che a Gabice un inizio di stagione così lo potevano solo immaginare. 9 punti, frutto di 3 vittorie, 3 giornate di campionato ovviamente sono state giocate fino adesso. È un po' troppo presto per pensare a una fuga dei rossoblù. Sì, è presto, però si può sognare perché vedo un attacco, adesso nella partita di ieri vedo un primo tempo di sofferenza e un gran secondo tempo e poi sicuramente c'è varietà nell'attacco, Marchetti, Muratori, Rossi, e manca ancora Santucci, quindi veramente può veramente dire la sua al Gabice in questo campionato. E questo Grassi ci ha dato una lezione di come si tirano i calci piazzati, gran gol. 2 gol, uno più bello dell'altro, perché anche quello di testa di Rossi veramente l'ha colpita bene. Loro hanno cambiato presidenza quest'estate, una festa fatta proprio in onore del Gabice per quanto riguarda l'intero settore giovanile al quale noi siamo stati partecipi proprio con una nostra diretta. Tu pensi che la valorizzazione dei giovani abbia contribuito a questo inizio così positivo del Gabice? Sì, era un punto di partenza, era un punto che la società vuole sviluppare in maniera massiccia ed è giusto che sia così, lo si vede col 99 con Marchetti che sta disputando tutte le partite e sta facendo bene con dei gol.
Eh sì, avevamo detto appunto che ha segnato per le prime 2 giornate di campionato e quindi Gabice davvero che punta tantissimo sui giochi. Come dicevi tu, ha ritrovato la vena realizzativa anche Alessandro Rossi, come diceva Veronica nel commento, ha rotto il digiuno. Secondo te è un giocatore che può arrivare nuovamente in doppia cifra? Sì, sicuramente. Poi avere di fianco uno come Muratori, giocano insieme da anni, si conoscono alla perfezione, si è visto il binomio che c'è stato su quel cross e quel colpo di testa. Senti, la stessa domanda che ho fatto anche a Federico a inizio trasmissione, c'è molto scetticismo nelle Marche di questo primato del Gabice, leggendo quello che si scrive quantomeno in internet, perché tutti quanti hanno voluto precisare che il Gabice in questo momento è primo, però c'è l'Olimpia Marzocca che deve recuperare una partita. Allora ti chiedo, la vera favorita potrebbe essere davvero l'Olimpia Marzocca di questo campionato? Secondo gli addetti al lavoro marchigiani sì. Però le sorprese nel calcio ci stanno, quindi bisogna vedere se riuscirà il Gabice a avere la maturità tale di riuscire a continuare con questi risultati, può veramente far bene. Allora andiamo a vedere con Stefano Papini il prossimo turno. Per l'appunto il Gabice giocherà contro il Mondolfo che deve recuperare una partita come l'Olimpia Marzocca. Queste le sfide: Camerino Valfoglia, Senigallia Sassoferrato, Filotrannese Villa Musone, Laurentina Cantiano Calcio, Moia Vallesina Usimana, Mondolfo Gabice Gradara come detto, Passatempese Nuova Real Metauro, Porto Recanati Olimpia Marzocca. Ebbene, dalla promozione marchigiana adesso andiamo a conoscere più da vicino il nostro mister, ci spostiamo in prima categoria, girone H Romagna, andando a vedere con il nostro Stefano Papini i risultati di ieri e quindi dell'ultimo turno, con Alta Valconca Granata terminata solo 0-0, Atletiche Poggio Real Miramare 1-2, qui perde il primato l'Atletiche Poggio, Bagno di Romagna Colonnella 1-1, Bacchia Cesenatico Morciano Calcio 0-1, Riccione Junior San Clemente 1-0, Valle Savio Verrucchio 0-0, Vis Misano Santermete 1-1, Vis Nova Feta Miramare 1-2, alto colpaccio di giornata del Miramare. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Real Miramare al comando a quota 10, seguono Vis Nova Feta, Atletico Poggio a quota 9, Riccione 8, Santermete, Miramare 6 punti, Alta Valconca 5, Bacchia, Valle Savio, Morciano, Verrucchio, Colonnella, Vis Misano 4 punti, Granata 3, Junior San Clemente 3, Bagno di Romagna 2. Mister, un campionato sicuramente molto equilibrato, voi avete fatto una gran partenza come del resto il Nova Feta, ma la favorita chi rimane? Sempre il Riccione? Penso di sì, insieme ad altre compagini. Ci sono alcune squadre che adesso diciamo hanno meno punti, ma che so che sono delle ottime squadre, quindi secondo me saranno delle partite, tranne qualche raro caso, molto equilibrate. Si vincerà o si perderà di un gol la domenica, tranne qualche caso, insomma. Qui ti stuzzico, l'Atletico Poggio solo una sorpresa oppure comunque ti aspettavi, visto la rosa che avete creato quest'estate, un inizio così e soprattutto una stagione così positiva, fino a questo momento ovviamente? Beh, allora, uno se lo augura sempre che l'inizio positivo e di poterlo protrarre. Diciamo che secondo me è stata allestita una buona squadra. E intendo dire una buona squadra che se la può giocare con tutte le altre. Poi dopo ci sono delle società che tipo Riccione, che insomma lo stesso Real Miramare di ieri, insomma stavano giocando bene. Dopo noi ci abbiamo creduto fino in fondo, abbiamo provato a rimetterla diciamo in piano e ci siamo esposti chiaramente al loro contropiede, però insomma all'inizio del secondo tempo ero convinto che la saremmo andati a pareggiare, poi l'abbiamo fatto e dopo abbiamo subito questo gol del 2-1 e non siamo riusciti. Però sono convinto che è un campionato equilibrato. Invece qui ti voglio cambiare leggermente la domanda che ti ho fatto prima per la promozione. In questo campionato di prima categoria, vedendo anche il gol ieri preso da Docente, quanto può influire il vecchio, il più esperto, l'old, chiamandolo in inglese, rispetto al boys, rimanendo sempre nella terminologia inglese? Allora, le squadre secondo me devono essere strutturate in modo tale, c'è bisogno dell'esperienza e dei giovani, perché secondo me viene fuori un mix, cioè il mix giusto è quello. È chiaro che
sai, la squadra esperta o alcuni giocatori di esperienza, insomma Docente ieri si vedeva che è uno che, di alta categoria, insomma, che ci sa fare. È chiaro che dai, può fare la differenza, perché nonostante insomma, è giovane, cioè, non è che ha 40 anni, mi sembra che ne abbia 34, quindi se uno si allena la sua figura la fa di sicuro. Senti, nessuno te l'ha detto, te ne hanno riempito immagini queste prime 3 giornate, togliendo ieri la quarta di elogi. Però io lo conosco da vicino, Tazzibaio a Pietracuta la porta non la vedeva mai. Con te qualcosa è successo che con te la porta la vede, come? L'hai rigenerato questo giocatore? No, non penso. Lui io vedo che è uno che si impegna come, diciamo, quasi tutta la squadra, tutta la rosa, e ci mette del suo. Per me è un gran bel giocatore, è un bel giocatore, insieme ad altri giocatori che abbiamo. Noi poi ci manca anche, adesso abbiamo avuto un paio di infortuni importanti, che insomma vuole dire, adesso uno Rucci che è con noi, adesso anche un altro giocatore, Valentini, che è uno di esperienza, Stefano, sì. Lo stesso probabilmente dovrà fare la stessa operazione o valutare se smettere o continuare. E poi dopo insomma ci sono dei giocatori importanti e dei giovani interessanti, quindi vediamo, mi auguro di andare avanti su questa falsariga, partendo dalle prime 3, anche se ieri ce la siamo giocata fino in fondo, ci abbiamo provato, non abbiamo mai mollato, e le altre, come precedentemente, le abbiamo vinte alla fine, speravo di riuscirla a pareggiare alla fine. Ebbene, andiamo a vedere adesso il servizio dedicato a questa categoria, la sfida tra Nova Feltria e Miramare. Il servizio. Il Nova Feltria perde imbattibilità e primato contro il Miramare alla ricerca di riscatto dopo la clamorosa sconfitta per 8-2 contro i Bachia. I gialloblu di casa, oggi maglia bianca, escono dal campo a testa alta, al di là dei 2 gol annullati per questioni di millimetri. C'è il rammarico per un risultato che non rispecchia quanto si è visto in campo, considerando una clamorosa traversa colpita da Cupi e un paio di ottimi interventi del portiere Gentili, i migliori in campo. Tra le file del Nova Feltria spicca la buona prova del 2002 Radici e di Francesco Baldini. Gara subito vivace in avvio con il Nova Feltria, pericoloso già al terzo. Radici ruba palla a un difensore e si invola. Gentili in uscita respinge il tiro del giovane attaccante classe 2002. 2 minuti dopo, pregevole l'iniziativa di Sulpizio che supera Rinaldi e Raffaelli in velocità. In diagonale trova il pronto intervento dell'attento Semprini. Dopo 3 partite senza subire reti, l'estremo difensore ex Santermete raccoglie il primo pallone in fondo al sacco. Al nono è il compagno Ceccarone a intervenire su un cross innocuo da destra, il rimbalzo inganna il difensore locale che di testa inventa una parabola velenosa imprendibile per il portiere. Il pari del Nova Feltria arriva al 15°. Francesco Baldinini difende palla tra 2 difensori e girandosi lancia Radici che una volta entrata in area di rigore viene toccato da Pivi. Per il direttore di gara si tratta di rigore. Dal dischetto Rinaldi supera Gentili e fissa il risultato sulla parità. 2 minuti dopo, ancora lo scatenato Radici ruba palla al limite dell'area di rigore e calcia di potenza con il destro. Gentili vola e con la mano di richiamo si supera. Sul corner successivo, girata di testa di Cupi e ancora il portiere del Miramare si salva distinto. Continua ad attaccare la squadra di Fabbri e recrimina al minuto 32 quando Cupi affonda sulla fascia e mette al centro un cross preciso al millimetro per Francesco Baldinini. L'attaccante, lasciato colpevolmente libero dalla difesa avversaria, segna di testa, ma Gentili Cesena non convalida, visto che il pallone prima del cross di Cupi era uscito dalla riga bianca. Il replay ci mostra tale testimonianza. Al 42esimo Scurio del Miramare con un calcio d'angolo da sinistra che trova il tocco al volo di Pivi sul secondo palo. Semprini sfoggia a sicurezza, bloccando la sfera. Ad inizio ripresa il Miramare passa in vantaggio, Liotta sulla destra appoggia Ciriaco che pennella in area di destro, Sulpizio è bravo a prendere il tempo un difensore e infilare di testa alla sinistra dell'incolpevole Semprini. Pronta la reazione del Nova Feltria, Pivi in acrobazia svirgola il rinvio all'altezza del limite dell'area di rigore, Baldini da posizione defilata cerca la prodezza incrociando di sinistro, palla che termina al lato di un nulla. Il Miramare si chiude a protezione della difesa ma rischia al minuto 73. Su un tiro cross al volo di Cupi la palla è respinta dalla traversa. 2 minuti dopo ancora lo scatenato Cupi accelera sulla destra e pennella un cross perfetto per Francesco Baldinini che incorna di poco al lato.
Nel finale il Novafelta prema alla ricerca del 2-2, spinto anche dalla vivacità del nuovo entrato Morciano che spinge con costanza sulla sinistra, proprio il numero 14 all'87esimo mette al centro un pallone da sotterra, Biro di Tommaso Raffaelli per Baldini, cui tiro viene corretto sotto porta da Cupi. Gentili fischia fuori il gioco che pare millimetrico annullando il 2-2. Il replay ci mostra la posizione di offside del terzino del Novafelta. Finale ricco di emozioni, Semprini respinge il destro di Sulpizio dalla parte opposta evitando il tris, mentre al 92esimo Morciano sulla sinistra è bravo a servire al centro Baldini che guadagna una preziosa punizione dal limite. Frauboni calcia, però la sfera termina alta. Termina qui una gara che vede Novafelta perdere il primato in favore del Real Miramare, ma soprattutto il pallone della nuova Serie A non porta bene ai campioni gialloblu. Gentili se lo porterà. Ha fatto molto questa partita per i 2 gol annullati, ne parlavamo adesso anche nel servizio che appunto erano da annullare. Quello che ha lasciato un po' perplessi i dirigenti di Novafelta, facendo i complimenti anche al Miramare che ha vinto meritatamente, è stato per l'appunto la direzione arbitrale di Gentili. Anche in occasione del primo gol è andata a chiedere direttamente a un assistente, sapete che gli assistenti in prima categoria non sono quelli ufficiali, quindi sono tra l'altro i dirigenti, se appunto la palla avesse oltrepassato la linea del rettangolo di gioco. Sono cose che secondo me non vanno fatte, soprattutto per un arbitro che deve essere sempre autonomo e consapevole di quello che sta facendo. Quindi un occhio anche per quanto riguarda queste partite, seppur di prima categoria, da parte della federazione, perché quando si tratta appunto di tesseramenti o altro sono sempre severi nelle regole, quando si tratta appunto di interpretare nel rettangolo di gioco il regolamento troviamo sempre degli sprovveduti. Abbiamo delle testimonianze con la ripresa della partita intera per 90 minuti e quindi preghiamo appunto anche la federazione di guardare meglio e di osservare meglio i propri direttori di gara mandati a destra e a sinistra la domenica sui vari campi, soprattutto quelli di prima categoria. Allora, questa sera terminiamo qui questa puntata, ringraziamo Giacomo Alpini. Ciao, grazie a te. Questo è il prossimo turno, nel frattempo vediamo, lo leggiamo velocemente: Granata Colonnella, Junior San Clemente, Alta Valconca, Miramare Riccione, Morciano Vis Novafelta, Real Miramare Bacchia Cesenatico, derby tra Sant'Ermete e Atletico Poggio, Valle Savio Bagno di Romagna, Verrucchio Vis Misano. Allora, salutiamo Giacomo, grazie Giacomo. Ciao, ciao a tutti. Ringraziamo il mister dell'Atletico Poggio, tutto l'ufficio stampa e il mister Luigi Nicolini. Buonasera, grazie. Salutiamo l'attaccante della Fioriccione Federico Passarino. Ciao, grazie a tutti. E salutiamo il centrocampista goleador di ieri della Polisportiva Stella, Luca Cicchetti. Grazie. Ciao, Luca. Grazie a tutti. Noi ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto su Rimini Calcio. Grazie ancora.